Ciao ragazzi, benvenuti nel primo episodio di Situazioni Potenti. In pratica questo non è un episodio come gli altri, ma al suo interno potrete vedere le situazioni più interessanti che mi sono capitate in questi ultimi giorni. Prima di partire con il video però vorrei ricordarvi che ai 40.000 iscritti, che manca pochissimo, aprirò il profilo Instagram al padre, anche se non è tanto contento, insomma, difatti non sa nemmeno accendere un computer, però prima o poi imparerà. Quindi se volete iscrivetevi al canale. Va bene, dai, adesso non perdiamo altro tempo e partiamo. Allora, oggi sto andando a firmare a Bussolengo il contratto per la distribuzione di una canzone sul trattore. Prendo sulla macchina di mio fratello e durante il viaggio vi racconto meglio. Che caldo che c'è qua dentro. Ok, allora adesso sono in macchina e purtroppo qua non c'è nessun posto dove appoggiare la GoPro, quindi devo metterla giù e poi dopo aver parcheggiato mentre vado in là a piedi vi racconto tutto. Quante robe è attaccato al Lucas alle chiavi della macchina. Allora in pratica adesso mi trovo a Bussolengo, che è anche il paese insomma dove vivono i nonni. Infatti non so se lo sapete, loro vivono qui a Bussolengo e ogni pomeriggio vengono giù da noi, insomma. Il nonno che va a lavorare nell'orto, la nonna invece ogni tanto dà una mano alla madre. Allora adesso sono le 17:45, io ho l'appuntamento per le 18 e appunto come vi dicevo, è circa là dopo la rotonda, come vi dicevo devo andare a firmare un contratto per la distribuzione della canzone, perché non so se lo sapete ma su YouTube ho potuto pubblicarla normalmente io, insomma, senza problemi. Invece per pubblicarla su Spotify, Amazon Music eccetera eccetera bisogna passare da un distributore musicale, insomma, o si utilizza un servizio online oppure come ho fatto io si passa attraverso uno studio di registrazione e adesso mi trovo qui, però devo ancora aspettare, mi sa, qualche minuto. 5 minutes later. Adesso sono le 17:57 e quindi possiamo andare a suonare, insomma, non volevo entrare troppo presto. Ok, siamo arrivati. Voilà, ciao Max. Eccolo. Gli ho chiesto consiglio per caricare una canzone sul trattore anche su Spotify eccetera, come alcuni di voi mi hanno chiesto. Adesso dobbiamo fare un piccolo contratto, insomma, di distribuzione. Later. Va bene, dai, grazie mille Max. Perfetto. Contratto firmato. Facciamo vedere la mia firma, no? Facciamo vedere la firma autentica di Philips Camp. Ok ragazzi, fatto tutto quanto, adesso si torna a casa. Max io lo conoscevo già da un po' di tempo perché siamo andati a registrare anche con la band. Abbiamo parlato di diverse cose, magari eventuali future canzoni. Fatemi sapere se vi potrebbero interessare nei commenti. Vi ricordo che appunto la canzone adesso è disponibile su tutte quante le piattaforme digitali, quindi se volete andate ad ascoltarla, in particolare su Spotify. Day 2. Allora in pratica è successo un problema, nel senso che il Lucas insieme a un suo amico che si è appena preso una moto nuova, insomma, sono andati a fare un giro qua per i campi e come sapete l'aria normalmente insegue i motorini. Lucas l'aveva chiusa dentro, solamente che il padre probabilmente ha aperto la porta e quindi lei è partita e è riuscita a raggiungerli, insomma. Il problema è che tornando appunto si è fatta male alle zampe, a due zampe, quindi probabilmente c'era un vetro per terra e si è leggermente tagliata, insomma. In pratica si è fatta un po' male alle zampe davanti. Aria, vieni qua. Ma entrambe nello stesso punto. Entrambe nello stesso punto. È impossibile che sia stato un vetro. Quindi saltando è un sasso, non lo so. Abbiamo contattato il veterinario, ci ha detto di mettere il cicatrene, solo che il cicatrene adesso non lo vendono più. Allora abbiamo preso una cosa simile, insomma. Beh, ogni giorno in pratica dobbiamo rifare la medicazione, ecco. Allora questa qua penso che si metta su direttamente su queste, poi lo appoggiamo con questo. Pensa a Lucas, eh? Vediamo, cioè, com'è, c'è ancora male adesso. Vediamo Aria. Giù. Guarda qua. Aria, no, ferma. Aria, vieni giù. Giù, Dai. Vieni qua. Aria, qua. Vieni qua. Ari. Ferma. Ma, ehi, ferma. Vedi qua sotto. Ah, lì? Però lì dai. vedete si è leggermente. Però dai, si sta già rifacendo, Sì, non si è qua. tagliato Vedi. tantissimo, anche lì. Mi si è staccato proprio un pezzettino di pelle. Adesso per un po' di giorni dobbiamo fare la medicazione e ricambiarla Aria! ogni volta. Ari, fermati. Se iniziamo così o no? Vieni qua. Cosa c'hai? Ieri sei stata bravissima. Cioè apri questo coso qui che adesso glielo appoggiamo sopra. Ferma tu, ferma. Ferma Aria, Però è duro Ma- comunque.
Ma, ehi! Allora, Ma, aria! bravi. Esatto, lo appoggiamo sopra. E adesso? Fermo. Adesso prendi quello lì, glielo mettiamo intorno. Poi anche con lo scotch. Lì, lo vedo dove parte, mi qua dall'altra parte. Più o meno lì. No, non c'è. È proprio attaccato. Ferma, aria! Ferma! Dai, srotolalo prima. Fermo. Non tirare troppo adesso. Aria! Ferma. Boh. Aria! Ma! Ehi! Dai, tiralo adesso che lo tengo fermo. Adesso vai sotto. Di là. Aria! No. Ma! Ferma. Adesso fai un altro mezzo giro sotto. Adesso bisogna tagliarlo. C'è da fare. Ah, si tira via. Bisogna mettergli lo scotch adesso. Perfetto. Sì, fai almeno un giro. Tienilo dopo qua, sennò. Nella parte sotto soprattutto. Sotto? Qua? No, di qua. Qua? Non così tanto, un po' di meno. Lì, così. E che sia stretto qua sotto, sennò lei se lo sfida. Aria! Ma! Non lo so. Maria! Aria! Brava! Ma! Ferma lì, Ari. Dai, su. Vediamo cosa hai fatto qua. Stai tranquilla, mamma mia. Boh, dai, a posto. Medicazione compiuta. Oh no, Ari? Fatto? Ok, Ari, come stai allora? Vieni qua, non correre troppo. No, non toccarle le zampe. Ma, no, toccarle le zampe. No. Stai ferma lì, Io. Hai visto? Si è fatta un po' male alle zampe, lo sapevi? Ah, lo sapevi, No. Dai, portala dentro adesso. Ok ragazzi, missione compiuta, medicazioni completate e dai, vi aggiornerò più avanti anche su Instagram. Se mi seguite su Instagram vi farò sapere quando guarisce del tutto. Subito pensavamo gli facesse più male, invece comunque cammina lo stesso bene e ogni tanto magari si appoggia un po' meno, però insomma sta bene nel complesso. Noi ci vediamo alla prossima puntata.